spiegare il ruolo e la funzione dell'Inca nel mondo è che noi siamo stato un paese poco coloniale, perché non eravamo, come dire, tra quelli che sono riusciti a costruire, io penso anche per fortuna, ma questo è un giudizio sulla storia, riusciti a costruire dei grandi insediamenti di rappresentanza nel mondo, ma sono stati un grande popolo di migranti. Nonostante qualche organizzazione politica che caratterizza il nostro paese, che insiste nel non volere i migranti, noi dobbiamo sempre ricordarci che l'Italia è un paese che ha più italiani fuori di quelli che ha sul proprio territorio nazionale. L'Inca ha sicuramente in sé questa storia, perché è questa grande presenza di cittadini italiani che sono andati a cercare lavoro e che hanno mantenuto però l'idea di essere cittadini italiani, ma hanno mantenuto una relazione di prestazioni sociali col loro paese che determina la storia della nostra Inca. È possibile continuare in quest'epoca a ragionarne in una logica nazionale? Questa in realtà è la domanda che ci si sta continuamente proponendo. I migranti di oggi sono migranti dell'Italia verso altri paesi o sono persone che si muovono nel contesto europeo? Considerando che, guardiamo i dati del nostro paese, ma considerando che noi siamo di fronte a una ripresa di un fenomeno migratorio dall'Italia di dimensioni qualche anno fa impensabili, che non è solo, come dire, la migrazione intellettuale, è sempre più un fenomeno che ha molto gli stessi segni di quando si svuotavano interi paesi per andare in giro per il mondo a cercare lavoro. Ci riesce però difficile immaginare che i nostri ragazzi e ragazze che stanno partendo con le valigie, che non sono neanche più quelle di cartone legate con lo spago dei racconti antichi, che non vanno in nave mettendoci dei secoli ma viaggiano in aereo, che questi ragazzi possiamo considerarli quando vanno in un altro paese europeo come consideravamo i primi migranti e miniere. No, questo credo che sia il primo problema che interroga le organizzazioni sindacali, ma in realtà dovrebbe interrogare i paesi, e che dice di una necessità che in Europa si cambi passo, e nel cambiare passo che ci si domandi se questi anni sono stati anni di una dualità totale, per un verso di grande forzatura verso i vincoli economici, fino a forme puramente antidemocratiche di intervento autoritario nelle economie dei paesi. Noi questo continuiamo a pensare di quel che è successo in Grecia, ma altre forme di pressione sono state usate su di noi, sulla Spagna, su altri paesi, quindi una forzatura sulle norme economiche, sulla logica del rispetto dei parametri dei vari compact, ma contemporaneamente di arretramento dei processi di integrazione europea. La cittadinanza europea è diventata sempre di più una parola che giustificava politiche fiscali e monetarie e non che giustificasse politiche di integrazione sociale. Certo, era più facile farlo in un'Europa più piccola, man mano che l'Europa si è ingrandita, le contraddizioni sono ovviamente aumentate, perché le storie che si mettevano insieme erano storie molto diverse, ma se dovessi dirla un po' brutale, l'Europa è passata dall'idea di definire un processo di accrescimento dei diritti sociali delle persone a un'idea che è l'individuazione del punto minimo di diritto, che non si preoccupa neanche, come dire, di indicare una progressione positiva. Questo oggi è il punto dell'Europa, e la crisi da un lato e un arretramento dell'integrazione nella stagione in cui i mercati del lavoro, che sono plurimi in ogni paese ormai e sono plurimi nella molteplicità dei paesi europei,
si andavano disgregando la progressiva separazione tra protezione sociale, tra forme di cittadinanza e tutele individuali e tutele collettive si è ulteriormente divaricata. Se la dovessi dire in Italia, direi che noi siamo passati da una stagione in cui si è inventato e costruito il diritto del lavoro, perché si presupponeva che la debolezza del lavoratore rispetto al datore di lavoro richiedeva un diritto apposito, e quindi delle forme di tutela che erano anche delle forme di tutela giuridica, di riconoscimento di una possibilità giuridica basata su un diritto apposito. Siamo passati da quell'idea lì al fatto che oggi per un lavoratore fare una causa è di per sé spesso un costo insopportabile rispetto alle sue condizioni economiche, e al fatto che tutti gli interventi hanno teso a smantellare un diritto del lavoro per ricondurlo invece a un'idea di un diritto equivalente alle altre azioni di diritto. L'Europa ha fatto un processo più o meno analogo, da un'idea che bisognava costruire un sistema integrato, adesso si dice armonizzato, ma l'idea comunque è sempre quella di diritti che fossero universali, all'idea che tu più o meno tenevi insieme quel che c'era, ma non avevi strumenti di pressione e di accelerazione positiva verso chi la crisi poi ha fatto il resto, con tutte le caratteristiche di alibi, perché i dati di questa indagine dimostrano che non c'è una correlazione tra aumento della precarietà e crisi economica dei paesi, perché c'è un aumento verticale della precarietà anche in paesi che non hanno avuto gli effetti della crisi economica che ha avuto il nostro paese, che hanno avuto altri. Quindi la crisi esiste, ma la crisi è anche utilizzata come alibi per scardinare le regole. Questo forse qualche riflessione, magari non è oggi il giorno, ma qualche riflessione bisognerebbe farla sul fatto che se un fenomeno come quello della precarietà o del lavoro atipico è così diffuso e così crescente nell'insieme dell'Europa, forse altri soggetti europei si sono coordinati di più di quel che noi abbiamo immaginato, dentro invece una non capacità delle organizzazioni sindacali di confrontarsi con questo tema. Abbiamo troppo perso tempo nell'idea che ogni paese poteva proteggere per sé il proprio mercato del lavoro, quando invece intervenivano forme di scardinamento che riguardavano tutti, perché al di là appunto dei nomi diversi poi i filoni sono più o meno analoghi, al di là delle percentuali diverse di partenza. Penso a quelle sul lavoro autonomo, che sono storicamente italiane e diverse, ma il fenomeno e il trend sono omogenei, quindi in questi casi numeri assoluti dicono poco se non si ragiona, oltre al fatto che spesso i numeri assoluti non li conosciamo nemmeno nella loro pienezza, ma i numeri assoluti dicono poco se non si guardano i trend. E i trend del lavoro atipico ci dicono due cose diverse. Da un lato ci dicono che ci sono, come anche in altre epoche storiche, parti del lavoro che sono più deboli e meno tutelate. In realtà c'è anche un'omogeneità di dove si sviluppa la precarietà, in quali settori, quali tipi di attività ricopre, quindi ci sono le attività che sono di per sé meno tutelate. Ma l'altra ci dice che stanno nascendo nuovi soggetti deboli, o che i soggetti che pensavamo essere usciti dalla debolezza in realtà non sono effettivamente usciti dalla debolezza. Penso alle donne. Se pigliamo Lisbona, i tassi di occupazione previsti e i dati oggi sulla precarietà, forse dobbiamo un po' rileggere che cosa è successo e dare per scontato che, come dire, le politiche di genere europee hanno portato a chissà quali avanzamenti. Però dentro tutto questo è indubbio che il tema dei cittadini extraeuropei o dei cittadini europei in movimento nell'Europa diventano la nuova grande frontiera della evidenza delle ingiustizie e dell'ineguaglianza.
e di un'Europa che è caratterizzata da questo. Il dibattito che abbiamo fatto oggi, i contributi che ci hanno dato, ringrazio i sindacati degli altri paesi oltre che di tutti gli oratori, dicono che in realtà noi stiamo di nuovo facendo una discussione che per un sindacato importante, che è la relazione tra ciò che è oggetto della contrattazione collettiva e ciò che è oggetto della tutela individuale, e del fatto che non ci può mai essere la frattura tra ciò che viene regolato dalla contrattazione collettiva e ciò che viene invece regolato dalla tutela individuale, perché quella frattura è quell'idea che tu puoi, come dire, ignorare le tutele individuali concentrandoti solo sulla contrattazione collettiva, in realtà perde di capacità di rappresentanza e di tutela dei soggetti deboli e mette in discussione anche la tutela dei soggetti forti, che sono poi insediati sotto vari aspetti. Per il sindacato italiano, per la CGIL in particolare, è un dibattito che si ripropone, noi siamo vicini alla stagione congressuale, si riproporrà nuovamente, però questo è come dire, il problema, perché l'equilibrio precedente che noi avevamo era un equilibrio fondato sul fatto che tu avevi un riconoscimento universale delle tutele individuali a cui affiancavi la contrattazione collettiva che determinava i processi di uguaglianza tra i lavoratori. L'indebolimento della contrattazione, il venir meno di un'idea universale di tutela, rende sbagliata l'idea che siano due modalità diverse di affrontare il tema, ma ci fa trovare di fronte a soggetti che sono ancora più deboli. E se in più tu hai il problema che le tutele individuali devono essere portabili in giro per gli altri paesi europei e incontrarsi con altre tutele similari, è assolutamente evidente che come il sindacato ricompone questi due temi è un dibattito italiano, ma deve essere un dibattito europeo. Non c'è, io credo, una politica vera di contrasto delle forme di precarietà se ognuno dei nostri paesi pensa di giocarsela solo in casa sua. Deve giocarsela anche in casa sua, perché poi se pensiamo al nostro, noi abbiamo un legislatore particolarmente fantasioso nell'inventarsi tipologie, ma se poi non c'è un'Europa che ci dà una mano. E qui ci sono anche degli errori di valutazione. Noi nel 2003 dicevamo nelle piazze italiane che la legge italiana ci aveva scardinato il sistema, ma per fortuna c'era l'Europa che invece aveva l'idea che il lavoro a tempo indeterminato è la forma di lavoro normale. Lascio ad ognuno di noi la cronaca di quello che è intervenuto successivamente, perché l'abbiamo visto. Allora, io credo che noi dobbiamo riproporre il tema dell'integrazione normativa, quindi dell'armonizzazione, che non ci bastano politiche di coordinamento. Devo dire che questo vale come logica generale rispetto all'Europa. Il prevalere dei consigli europei rispetto alla funzione del Parlamento, il prevalere dell'idea del coordinamento dei governi invece che il governo europeo, sono tutti determinanti per l'arretramento, non per l'avanzamento. Se parlo delle politiche sociali ho bisogno esattamente dell'opposto, cioè di parlare di una riduzione della funzione dei governi e di una maggiore funzione della comunità europea nelle sue espressioni parlamentari e politiche. E lo stesso vale per i soggetti sociali. A partire dal nostro bisogna che sulla questione delle modalità con cui si procede all'integrazione la voce del sindacato si alzi di più, e bisogna anche interrogarsi se non è oggetto di mobilitazione dei sindacati e di coerenza tra ciò che si fa nel livello europeo e ciò che si fa nei vari paesi, che la Commissione europea di questa lunga epoca e la modalità dei consigli europei ci ha, come dire, un po' indotti a questa abitudine che al massimo c'è la consultazione, poi magari è pure online, così diventa molto virtuale anche dal punto di vista dei risultati, e non invece il fatto che c'è una relazione che è data dai rapporti di forza dal portare rappresentanze diverse a soggetti che sono assolutamente diversi. Io credo che non si può limitarsi a dire
la qualità del dialogo sociale, bisogna ricominciare a pensare che cosa deve essere il dialogo sociale nell'Europa che verrà e che questo debba essere un tema della campagna elettorale europea. Per il sindacato poi tutto questo si traduce in 3 ordini di suggerimenti che oggi sono venuti, che dobbiamo interrogarci su come produrre in futuro come iniziativa, oltre che nella continuazione delle attività, dei progetti. Il primo è l'informazione, che è stato citato da tutti in varie modalità, e secondo me c'ha 2 aspetti. Uno è l'informazione tra i sindacati. Noi non abbiamo dentro il sindacato europeo un sistema di comunicazione sulla presenza dei lavoratori dei vari paesi, per come si muovono, neanche quando si muovono collettivamente. Io ne ho citati alcuni esempi oggi. Chiaro che è difficile che un sindacato sia in grado, come dire, di segnalare il singolo che piglia la valigia a parte, ma quando le trasmigrazioni sono determinate dai distacchi o da forme, forse il sindacato deve avere una forma di consultazione tra paesi, deve proporsela lui come tema rispetto al quale verso quei lavoratori dà un'informazione in uscita e un'informazione in ingresso, all'uscita del paese quando vanno verso quel luogo e quando arrivano, che è fatta di quali sono i sindacati, quali sono le regole che si incontrano negli altri paesi. Adesso penso anche a delle cose minimali, ma che ci abbiano tutti in mano un cartoncino con gli indirizzi e i simboli delle organizzazioni sindacali che contano per noi, del patronato che c'è in quell'altro paese, che può sembrare, come dire, una cosa banale, ma in fondo è l'avere già detto: guarda che c'è un luogo dove puoi rivolgerti. La seconda cosa, penso al nostro paese, ma non credo che sia diverso dagli altri, l'immigrazione è un'immigrazione giovanile. E allora c'è un tema di informazione di che cosa trovi negli altri paesi verso i quali puoi dirigerti, che incrocia la fase finale della formazione, che incrocia l'università, che incrocia la formazione professionale, che incrocia la formazione permanente, cioè devi dargliela prima che i loro progetti siano in qualche modo conclusi e le valigie ci siano. E da questo punto di vista il fatto che si possa avere una rete dei sindacati europei che si dichiarano disponibili poi a proseguire questo processo di informazione diventa assolutamente fondamentale. Poi è un lavoratore con dei diritti in qualunque paese tu sia, da qualunque paese tu provieni, bisogna costruirla, non è una banalità rispetto alle nostre modalità precedenti, però io credo che sia una grande sfida. Forme di coordinamento di questo tipo, di forme di informazione di questo tipo portano con sé poi delle altre capacità di coordinamento. Mi pare che fosse il compagno di commissione Soberes che ragionava sul coordinamento tra gli uffici d'altezza, quelli che noi chiamiamo gli uffici d'altezza, comunque le cause legali tra i vari paesi, e come la capacità di informarsi che si spostano gruppi di lavoratori, cioè avere una capacità di costruire una banca comune di informazioni, almeno delle più rilevanti, di disoccupazione, e la certezza della possibilità di portare con sé la totalizzazione dei sistemi previdenziali. Questa non può essere, come dire, questione che non si traduce in una piattaforma, in una capacità di rivendicazione, nel chiedere che ci sia un compact della previdenza, visto che abbiamo un compact su tutto, se ne faccia per una volta uno che abbia una relazione con i lavoratori. La seconda sfida è la contrattazione. Noi abbiamo oggi modelli di contrattazione totalmente diversi in Europa e si allontanano ulteriormente. Noi abbiamo un modello di contrattazione fondato su contratto nazionale e contrattazione di secondo livello, ci sono paesi che sono fondati sui contratti nazionali o solo sulla contrattazione di secondo livello. La tentazione e la crescita di interventi legislativi sulle materie contrattuali è un tema che vediamo ovunque, anche nel nostro paese, che questa tradizione non aveva. A questo fa però da riflesso il fatto che progressivamente, sicuramente in Italia, ma da quel che capisco anche negli altri paesi europei, i lavoratori che sono effettivamente rappresentati dalla contrattazione diminuiscono, sia essa quella nazionale o sia essa quella aziendale. Un sindacato che non ha
come dire, potere di contrattazione, almeno nella storia italiana, un sindacato non c'è, perché il suo potere non si manifesta né nelle campagne né nelle informazioni, ma si manifesta nel fatto che sa dire ad ogni lavoratore che quelle regole che determinano il suo rapporto di lavoro sono l'oggetto della contrattazione, possono migliorare nel tempo e possono difenderlo di fronte alle difficoltà. Il tema di quale contrattazione rimane l'oggetto intorno al quale il sindacato europeo, come dire, svicola in varie occasioni, trovando più soluzioni di tipo organizzativo delle strutture che non scelte sulla qualità della contrattazione. Però questo tema bisogna proporselo, e bisogna proporselo anche per darsi una risposta. Noi ne stiamo discutendo come CGIL in Italia, ma i contratti nazionali di lavoro devono rappresentare solo i lavoratori a tempo indeterminato, maschi non sempre, quantomeno, e che hanno quella fascia centrale del lavoro. I contratti nazionali devono provare a rappresentare tutti. Dentro la contrattazione aziendale, per chi ha il modello della contrattazione aziendale, guardiamo una parte o guardiamo l'intero ciclo produttivo? Perché, come dire, esattamente come nella storia che veniva da molti ricordata, la forza del sindacato è l'organizzazione di tanti lavoratori senza diritti. La nostra sconfitta rischia di diventare quella che difendiamo una parte sempre più piccola del lavoro mentre cresce la parte che noi non rappresentiamo più. Perché oggi i numeri ci dicono che ancora la prevalenza del lavoro in Europa è quella a tempo indeterminato. Se guardiamo i trend che ci sono, sì, certo, forse per noi che non siamo giovanissimi, ma non credo che possiamo ragionare nella logica della nostra età, se vogliamo ragionare nella logica delle organizzazioni sindacali. Allora si contratta per chi? Si contratta con le associazioni di impresa, si punta a un livello legislativo, si contrattano alcune norme universali che riguardano l'Europa e che non riguardano solo i singoli paesi. Però le sfide sono queste, perché se no la secessione avviene meccanicamente, nel senso che sempre più lavoratori non vedranno nelle organizzazioni sindacali quelli che determinano le regole del loro rapporto di lavoro. Se non determinano le regole del rapporto di lavoro, non determinano le regole del loro sistema sociale, come diremmo qualche volta nel nostro paese, diventiamo niente inutile, magari interessante ma niente inutile. Queste sono le altre grandi sfide che ha davanti a sé il sindacato nei singoli paesi e il sindacato europeo. Noi questa discussione l'abbiamo cominciata, ci piacerebbe in prospettiva capire anche negli altri paesi come si muove, perché è evidente che in un caso ci si può immaginare che ci sarà un giorno felice in cui tutto tornerà nella situazione che avevamo un tempo, quella del contratto a tempo indeterminato con un'unica logica universale, oppure c'è un tempo che è quello della realtà in cui siamo, che per ricostruire una certezza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dobbiamo diventare i soggetti contrattuali anche di coloro che a tempo indeterminato non sono, sapendo che bisogna andare a cercarli e non aspettare che arrivino da noi a frotte, perché questo non succede. Però questa discussione sarebbe bene farla, perché in realtà oggi il dato in cui siamo è quello che tutti i paesi misurano che il fenomeno dei lavori atipici, chiamiamolo in vario modo, il fenomeno della precarietà, è cresciuto molto di più di quello che ci si immaginava sarebbe cresciuto, e diventa per intere generazioni l'unico obiettivo che c'è di fronte, lo diventa per i lavoratori mobili migranti, lo diventa per i soggetti più deboli. Se è così, quando intervengo come soggetto contrattuale? Quando ci sarà la trasformazione o comincio perché se no non ho le condizioni per determinare quella trasformazione? Credo che sia la vera domanda che oggi i sindacati si devono